Ma per noi questa è un'occasione importante da non perdere e quindi approfittare del riordino di funzioni per definire in maniera chiara che cosa fanno le province, le nuove province e cosa fa la città metropolitana, inserendo in maniera dettagliata la descrizione delle funzioni non fondamentali, oltre a quelle già previste dalla legge del Rio. Tra le funzioni noi riteniamo che vada da subito aggregato il compito delle province per quanto riguarda le funzioni del trasporto e quindi mettere insieme su base provinciale o interprovinciale questo tipo di gestione del servizio, così pure per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, recuperare quel tentativo che avevamo fatto 2 anni fa di avere un ambito almeno provinciale per economie di scala, per gestione più ottimale. E terzo, per quanto riguarda la gestione della difesa idraulica del territorio, fare da coordinamento rispetto ai vari soggetti che oggi esistono per arrivare a un unico soggetto unitario appunto che gestisca la difesa idraulica, e quindi mettendo insieme i consorzi di bonifica e il genio civile per esempio in un'unica autorità su base appunto provinciale.